IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi, italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. Nasce l'anello. A Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami. Lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni. Buon pomeriggio dal campo Italia di Bosa, sesta giornata del campionato di eccellenza in campo Bosa e Nuorese. Queste le formazioni che scenderanno in campo agli ordini dell'arbitro, il signor Caggiari di Cagliari, gli assistenti Riccardo Loi e Alessio Evangelisti, entrambi della sezione di Oristano. Il Bosa in campo con Secchi Antonio, Dettori De Palmas, Mattiello Ledda Bacchis, Isidoro Pinna, Rugiu, Giovanni Pinna, Gianpietro Pischedda e Carboni. A disposizione della coppia di allenatori Masala e Carboni, Antonio Piras, Giuseppe Secchi, Spada, Mulas, Mastinu, Fresu e Alessandro Pischedda. La Nuorese risponde con Semirzidis, Faye Cucchi, Guazzaroni, Nanni, Chiuobò, Rosano, Rolandone, Grigoriadis, Ticco e Cocco. A disposizione di mister Fabio Fraschetti, Peppas, Calvisi, Flavioni, Ilario, Alfano, Vattieri, Galeadis, Muriel e Lazzarino. Le squadre stanno provvedendo agli ultimi dettagli prima dell'inizio della partita. 4 punti in 4 giornate per il Bosa, esordio con un pareggio contro il Sorso, poi sono arrivate le sconfitte contro Guspini e Taloro intervallate dal turno di riposo. Sabato scorso in quel di San Teodoro è arrivata la prima vittoria stagionale per i ragazzi di Carboni, che si sono imposti in Gallura con il punteggio di 2-0. Più lineare il cammino della Nuorese, mentre assistiamo al minuto di silenzio. Nuorese che ha vinto 4 partite su 5 incappando in un'unica sconfitta a Usini. Ci accodiamo il minuto di silenzio.
E siamo dunque pronti a iniziare la sfida, una sfida che manca nei campionati regionali dal 17 gennaio 2010, quando la Nuorese violò il Campo Italia con un perentorio 4-0 a firma Mattiello, Arrais, Marras e Carboni. Un solo precedente in eccellenza che risale addirittura al 1992, quando il Bosa si impose qui al Campo Italia con il punteggio di 1-0, gol di Pinna. Alla Nuorese è affidato il calcio d'inizio. Sul pallone Tico va a prendersi le ultime raccomandazioni dal compagno di squadra, precisamente da Rolandone. L'arbitro controlla che sia tutto pronto, cenni d'intesa con gli assistenti che vanno a prendere posizione e vediamo che siamo quasi pronti a iniziare. C'è una buona cornice di pubblico qui al Campo Italia, si vedono anche gli ultras della Nuorese alla nostra destra. Ancora una volta numerosi al sostegno della propria squadra. Intanto il calcio d'inizio con Tico che tocca su Rolandone, allarga lo stesso nigeriano sulla sinistra per Kuki, da questi il passaggio all'indietro per Kiwobo, quindi Nanni prova a far girare palla alla Nuorese in questi primi secondi di gioco, servito Rosano sul settore di destra, viene chiuso, arriva la chiusura da parte dei giocatori del Bosa, precisamente del numero 11 Carboni, che lancia in profondità per Isidoro Pinna, va in chiusura Kiwobo, Isidoro Pinna prova a superarlo, Kiwobo fa valere il fisico e la palla finisce sul fondo. Uno sguardo agli schieramenti, Nuorese che gioca con il classico 4-4-2, davanti a Cemerzidis Fayet al suo debutto, alla sua prima da titolare, quindi Nanni, Kiwobo e Cucchi, Rolandone e Guazzaroni a fare da cintura in mezzo al campo con Rosano e Cocco sulle fasce. Attenzione perché è stato pescato Isidoro Pinna in area di rigore, segnalata fuori gioco da parte del secondo assistente, il signor Evangelisti. Dicevamo Rosano e Cocco sulle fasce e poi Tico in posizione centrale a supporto di Grigoriadis. Nel Bosa notiamo come il ruolo di prima punta si è affidato a Giovanni Pinna, con Carboni e Isidoro Pinna sulle fasce. A centrocampo la regia è affidata al numero 10 Gianpietro Pischedda e al numero 8 Ruggio. Adesso Tico contende un pallone a centrocampo, respinge la difesa del Bosa, quindi Rolandone lancia Tico, improbabile lancio per Cocco che comunque mette un po' di pressione ai difensori del Bosa, precisamente a Mattiello, e lo costringe al fallo laterale. Quindi Cucchi dialoga con Cocco, per l'arbitro è posizione di offside, questo sul pallone di ritorno, e quindi calcio di punizione in favore del Bosa. Subito ritmi interessanti in questo avvio di partita, siamo arrivati al secondo minuto di gioco e il punteggio ovviamente ancora sullo 0-0. Provano a dialogare sulla fascia Dettori e Bachis, Cocco ruba palla e prova la prima conclusione della partita, una conclusione da 30 metri potente ma non abbastanza precisa da impensierire Antonio Secchi. Prova a ripartire adesso il Bosa con Ledda sul settore di sinistra, il lancio lungo per Giovanni Pintus che viene fermato da Guazzaroni, prova ad arrangiarsi con le cattive Giovanni Pinna ma non riesce a togliere il pallone alla Nuorese, che riprende il possesso palla con Kiwobo che prova ad allargare il gioco sulla sinistra con Tico, sbaglia il passaggio per Rolandone, interviene Ruggiu, su di lui Guazzaroni che conquista il pallone, buon recupero da parte del mediano della Nuorese, quindi ancora Tico che ragiona un po' sul da farsi, serve Rolandone, alleggerisce per Kiwobo, quindi ancora Tico, a Cocco che si è inserito centralmente, serve a sinistra Cucchi, pallone di ritorno per Cocco, buona l'idea ma fa buona guardia a Dettori che poi serve Isidoro Pinna che nel ripartire viene messo giù da Cucchi, calcio di punizione in favore del Bosa. Bravo Ale, bravo! Se ne incarica Mattiello, sua sventagliata in avanti a cercare l'inserimento di Carboni, chiude bene Nanni, attenzione al dialogo tra Pintus e Pinna, chiude bene la Nuorese con Rolandone che sbroglia per Tico che viene anticipato da Ruggiu, quindi è il numero 10 Gianpietro Pischedda che mette ordine. Bosa che riparte con Ledda, De Palmas, lancio in avanti che preda di Fayet ma ancora la squadra di casa con Pischedda, Carboni invita all'azione Ruggiu, chiude Nanni in fallo laterale, Bosa che sta provando a prendere campo,
Vediamo la rimessa di De Palmas per Carboni, ancora De Palmas che mette il pallone al centro, lo arpiona Pinna, viene inseguito da Cucchi, Pinna prova a metterla al centro, attenzione lo svarione di Nanni e poi arriva il gol da parte di Carboni, ma svarione di Nanni, Semersidis incerto e sicuramente sorpreso dagli avversari e arriva dopo pochi minuti, dopo appena 5 minuti, il vantaggio del Bosa. Carboni sfrutta uno svarione difensivo della Nuorese e porta in vantaggio i padroni di casa. È stato bravo nell'occasione Giovanni Pinna a difendere questo pallone, affrontare Cucchi e mettere un pallone molto interessante al centro. Sicuramente Nanni era in anticipo, fatale però il suo errore che ha consentito poi a Carboni di mettere la palla in rete. Nuorese che riparte con Ticco, Fayet, Nanni, Guazzaroni, Rolandone, prova a far girare palla alla Nuorese, palla lunga di Rolandone per Cocco, trattenuto da Ruggiu, resta in piedi Cocco che tocca per Fayet, controllo un po' difficoltoso da parte del capitano della Nuorese. Qui adesso c'è un fallo da parte di De Palmas su Rosano, calcio di punizione dal settore di destra in favore della Nuorese. E dobbiamo dire che tra i tamburi dei tifosi di casa e gli ultras della Nuorese c'è un bel frastuono qui al Campo Italia di Bosa, una grande atmosfera che fa la cornice a questa bellissima partita che il Bosa ha iniziato sicuramente meglio trovando il gol del vantaggio. Qui un'altra chiusura di De Palmas, anzi di Carboni ai danni di Rosano. Carboni lancia in profondità Pinna, riesce a tenere palla Pinna, adesso scarica sulla destra per la corrente Dettori, gli si fa incontro Cucchi, verticalizzazione per Pinna, chiude Kiwobo in fallo laterale. Buona la chiusura stavolta del franco-congolese, in forza alla Nuorese da quest'anno. Del resto nella Nuorese tutti volti nuovi, fatta eccezione per Samuele Rosano alla sua seconda stagione e per Fabio Cocco che è tornato quest'anno alla Nuorese, oggi la presenza numero 126 per il capitano che in questo momento entra in possesso di palla, serve Ticco, protegge palla, serve Cucchi all'indietro, da Cucchi a Kiwobo, lancio lungo a cercare Grigoriadis, palla che scorre, diventa preda facile di Mattiello, mette giù, controlla il piazzamento dei compagni e poi lancia sulla destra per Isidoro Pinna. Cucchi un po' fuori tempo e Isidoro Pinna va via a Cucchi, non c'è fallo per l'arbitro, però sicuramente qualche difficoltà per il terzino della Nuorese. Adesso è Bacchis che allarga a cercare Carboni, chiude bene Fayet, ma Bosa che torna in possesso di palla con Pischedda. Attenzione a Carboni, chiama l'inserimento di De Palmas, pallone al centro e stavolta la chiusura di Nanni è efficace, ci sarà una rimessa laterale in zona d'attacco, settore sinistro per il Bosa. De Palmas, Ruggiu, palla lunga e direttamente sul fondo, può farla sua Semersidis e far ripartire i suoi. Avvio difficile per la Nuorese di Fraschetti. Per la seconda volta nell'arco di questo campionato i verdi-azzurri vanno sotto, era già successo contro il Ghilarza, altra partita trasmessa da Directa Sport, unitamente all'esordio contro lo Stintino. Qui impreciso il passaggio di Kiwobo per Cucchi, palla in fallo laterale. Dai, su! Dai, Fabio! Bosa Nuorese nasce da una collaborazione tra Directa Sport e Live TV, la più importante web TV sarda che si occupa di sport, e TCS. Tanto gesto di stizza di Kiwobo dopo che l'arbitro ha segnalato come fallosa una sua azione. Mattiello chiede dove posizionare il pallone al signor Caggiari e si appresta a battere il calcio di punizione. La sventagliata di Mattiello per Pinna, buono l'aggancio, era una buona idea con la difesa della Nuorese tagliata fuori, ha letto bene la situazione Semersidis, ma altro rischio per la squadra barbaricina e sicuramente il Bosa è partito con un piglio diverso in questi primi minuti di gara, premiati con il vantaggio ma anche con una prestazione almeno fino a questo momento migliore.
Il lancio di Fayet a cercare l'inserimento di Rosano, non si capiscono Mattiello e Antonio Secchi e regalano una rimessa laterale in zona d'attacco alla Nuorese, resta a terra Mattiello, vediamo se si renderà necessario l'intervento dei sanitari da bordo campo. Mattiello che è un ex, lui ha segnato uno dei 4 gol del precedente che vi dicevamo in avvio di gara, del 4-0 rifilato dalla Nuorese al Bosa qui al Campo Italia il 17 gennaio del 2010. Attenzione alla spizzata di Rolandone che finisce direttamente sul fondo. Pochi precedenti tra Bosa e Nuorese negli ultimi 25-26 anni, appena 3. Vi abbiamo raccontato del 4-0 del Campo Italia della Nuorese, vi abbiamo raccontato anche dell'unico precedente in eccellenza regionale risalente addirittura al 1992 con il Bosa che si è imposto per 1-0. Nel mezzo, nel 1997, in prima categoria, prima giornata di campionato, altra goleada della Nuorese che si è imposta con il punteggio di 6-1 in un campionato che però alla fine ha premiato il Bosa con la promozione, mentre la Nuorese si è dovuta accontentare di un terzo posto e quindi della ripetizione, diciamo, dell'anno, per dirla in termini scolastici, nel campionato di prima categoria. Sicuramente quel triennio è stato il momento più basso della storia della Nuorese in questi anni. Qui Rolandone contrasta Ruggiu, Giovanni Pina che guadagna una rimessa laterale, se ne incarica Dettori, da Dettori a Mattiello, mette giù il pallone e serve il compagno di reparto Ledda, avanza Ledda a piccoli passi, poi scarica per Carboni che chiama l'azione Pinna, si muove su tutto il fronte d'attacco il centravanti del Bosa che adesso va via molto bene a Nanni e viene chiuso poi da Balla Fayet in fallo laterale, se non andiamo errati non c'è calcio d'angolo, si avvicina De Palmas al punto di battuta di questa rimessa in zona d'attacco a favore del Bosa. De Palmas serve Carboni, deve uscire dall'area di rigore, servire nuovamente De Palmas, il cross, Nanni mette fuori, ma attenzione alla botta al volo ancora di Carboni, palla che tocca la parte della traversa e finisce sul fondo, respinta troppo corta questa di Nanni che ha consentito a Carboni al limite dell'area di rigore di tentare la botta al volo, ottima l'esecuzione, mancato un pizzico di precisione al capitano e allenatore giocatore del Bosa. Vicino al raddoppio dunque la squadra di casa, qui attenzione a un errore di Tico, il pallone finisce su Giovanni Pinna che prova il pallonetto e si salva ancora Semerzidis, ma Nuorese che fino a questo momento non è proprio entrata in partita. Rolandone, da Rolandone a Tico, va via al suo avversario, poi va a contrasto con Ruggiu che ha la meglio, quindi un altro contrasto tra Isidoro, Pinna e Cucchi. L'arbitro segnala un calcio di punizione in favore del Bosa, se ne incarica Dettori che lascia a Mattiello, resta a terra Tico nel frattempo, gesto di fair play con Gianpietro Pischedda. Arriva Gioè! Mattiello proverà la sventagliata credo sul settore di sinistra, forse anche per vie centrali dove si stanno muovendo bene le punte del Bosa alle spalle dei difensori della Nuorese. Qui interviene bene Guazzaroni e può partire il contropiede della Nuorese, ma Tico non è veloce nella giocata, serve Rolandone che cambia gioco giocando sulla destra per Fayet, da Fayet a Rosano, si chiude bene il Bosa, Rosano è costretto a giocare per vie centrali dove c'è Tico, sale Cucchi sulla sinistra, lo vede Kiwobo, da Cucchi a Cocco, fermato da Gianpietro Pischedda, mette in fallo laterale, attenzione a Cocco, vertice dell'area di rigore, si porta il pallone sul sinistro, poi sul destro la finta di Cocco, il suo cross, palla che finisce in calcio d'angolo, si fa vedere la Nuorese, senza essere però ancora sufficientemente pericolosa. Cocco e Cucchi sul pallone, una soluzione di destro e una mancina presumibilmente. Saltatori della Nuorese a centro area, su tutti Rolandone, parte Cocco, pallone che attraversa tutta l'area di rigore, l'arbitro ravvisa un fallo in attacco da parte di Nanni e si riprenderà con un calcio di punizione in favore del Bosa.
Senza particolare fretta Antonio Secchi va a sistemare il pallone. Si sistemano anche i giocatori della prima linea del Bosa, seguiti dai difensori della Nuorese. Il lancio di Antonio Secchi, Fayet. Dai Fabio! Fabio Cocco duella con Isidoro Pinna che ha la meglio. Attenzione a Pinna. Kiwobo va a chiudere sul tentativo di passaggio per Giovanni Pinna, quindi Cocco, siamo già dall'altra parte, vede l'inserimento di Rosano che scavalca De Palmas. Attenzione perché questo pallone è buono, Rosano entra in area di rigore, Rosano punta con il destro, il pallone per Grigoriadis, è puntuale l'anticipo da parte di Ruggiu, se non andiamo errati. Poi c'è stato il tiro assolutamente velleitario di Guazzaroni che finisce direttamente sul fondo. In difficoltà la Nuorese in questo avvio di gara, non riesce a pungere la squadra allenata da Fabio Fraschetti. Sicuramente bisognerà anche alzare un po' i ritmi a centrocampo dove la manovra appare assai prevedibile. Intanto Carboni approfitta di uno scivolone di Guazzaroni, lancia Giovanni Pinna, entra in area di rigore, la conclusione ribattuta da Kiwobo, ma è ancora Bosa sicuramente più vivace in questo avvio di gara. Intanto stava partendo il contropiede da parte della Nuorese, gioco fermo perché il signor Evangelisti aveva ravvisato una posizione di fuorigioco, quindi deve ricominciare la Nuorese. Lo fa da Guazzaroni che serve Fayet, da Fayet a Ticco, ancora una volta ribattuta la conclusione di Ticco, rimedia Fayet con un lancio lungo nella terra di nessuno. Quindi Secchi, Ledda, pressato da Ticco, servito il numero 8 Ruggiu, palla troppo lunga per tutti, Fayet protegge l'uscita e batterà una rimessa laterale verso Rolandone, pressato da Ruggiu, Rolandone viene messo giù, calcio di punizione in favore della Nuorese. Sali, sali Ticco! Rolandone tocca corto per Fayet, ancora Rolandone, quindi Nanni per Kiwobo. Sali Ale! Elude l'intervento di Bacchis e poi serve Grigoriadis, la sponda per Guazzaroni, Guazzaroni per Rosano, buonissima la verticalizzazione, puntuale l'uscita di Secchi, potenzialmente pericolosa la Nuorese in questa occasione, un po' tagliata fuori la difesa del Bosa, ma ha letto benissimo la situazione Secchi, come qualche minuto fa è stato altrettanto bravo Shemerzidis. Vediamo che la ripresa del gioco è affidata a Ledda. Vicino a lui Pischedda e De Palmas, troppo lungo il tocco per De Palmas che un po' in difficoltà mette direttamente il pallone in fallo laterale, rimessa in gioco in favore della Nuorese. Fayet per Grigoriadis, la sponda a cercare Rosano che subisce fallo, guadagna un interessante calcio di punizione dalla tre quarti destra la Nuorese, si avvicina a Fabio Cocco per la battuta e vengono avanti i saltatori della Nuorese. Vediamo arrivare oltre al solito Grigoriadis anche i due centrali di difesa, Kiwobo e Nanni, ma anche Ballafayet e Rolandone. Rosano e Cocco sul punto di battuta, cercheranno di mettere un pallone al centro, serie di blocchi al limite dell'area di rigore. Cocco va via a Pinna in pressing, il cross di Cocco nella zona di Kiwobo che non riesce ad arrivare sul pallone, palla sul fondo e azione che sfuma anche stavolta per la formazione verde-azzurra. Non la puoi sbagliare, cazzo! Va Secchi al rinvio nella zona di Giovanni Pinna, contrasta Rolandone, quindi Dettori mette su Isidoro Pinna che subisce fallo da parte di Cucchi, no, fallo di mano da parte del giocatore del Bosa e calcio di punizione dunque assegnato alla Nuorese, con Rolandone che tocca all'indietro per Kiwobo, ancora Rolandone, va via Rolandone al pressing di Bacchis, servito Grigoriadis
completamente sballato il suo invito di prima per Cucchi. Nuorese che ostenta troppa fiducia con questi tocchi di prima che diventano dei passaggi imprecisi. Attenzione però a questo pallone recuperato da Grigoriadis, quindi c'è Tico che lancia Cocco in area di rigore, puntuale la chiusura di Mattiello e calcio d'angolo, se non andiamo errati, in favore della Nuorese. Da un pallone recuperato da Grigoriadis nasce un'azione interessante che però finisce in fallo laterale, non in calcio d'angolo come detto prima. La gittata lunga di Cucchi a cercare Ticco, pallone respinto, può ripartire Pinna. Buono il contrasto di Guazzaroni che l'arbitro però considera falloso, sembrava una spallata regolamentare e invece il signor Caggiari di Cagliari non è dello stesso avviso e comanda un calcio di punizione in favore del Bosa. Lascialo perdere! Lascialo perdere! Il solito Mattiello si incarica della battuta. Dettori, ancora Mattiello, i soli Cocco e Grigoriadis in pressing possono veramente poco. Bosa che imposta dall'altra parte con Ledda, da questi a De Palmas. De Palmas per Pinna, chiude Rolandone, quindi Fayet, Guazzaroni, lancio per Grigoriadis che tocca per Rosano, attenzione, posizione regolare, Rosano, la conclusione, la parata e poi c'è il gol di Grigoriadis, azione in velocità della Nuorese con Rosano che ha tentato la prima battuta e Grigoriadis che arriva a realizzare con il tap-in vincente. Lampo di Nuorese in questa partita che ha visto un avvio non certo esaltante da parte degli uomini di Fraschetti, che trovano dunque il pareggio al minuto, se non andiamo errati, al minuto 21, mentre entriamo adesso nel 22esimo. Terzo gol di Grigoriadis in questo campionato. Aveva segnato anche domenica scorsa contro il Guspini, aveva segnato anche nella vittoria esterna di Samassi, pari e patta, tutto da rifare per il Bosa che sicuramente aveva convinto di più in questo avvio di partita, ma la Nuorese è squadra di grande qualità e basta poco perché i verdi-azzurri riescano a rendersi pericolosi come in questa occasione. Bravo Fayet! Adesso la chiusura di Fayet su Carboni, c'è la rimessa con le mani in favore del Bosa, se ne incarica De Palmas. Direttamente su Rosano che mette il pallone in tribuna, Bosa che guadagna qualche metro. Una svolta praticamente inattesa questa che ha avuto la partita al minuto 21, aveva convinto di più il Bosa non solo per il gol realizzato ma anche per alcune occasioni create. Nuorese che si era adagiata a ritmi troppo bassi, quelli imposti dal centrocampo verde-azzurro, poi però il fulmine a ciel sereno per il Bosa ovviamente che ha portato al gol del pareggio di Grigoriadis. Kiwobo si avvicina a Tico per ricevere il pallone, sceglie la battuta lunga Kiwobo contrastata da Pischedda, da questi a Ruggiu contro Guazzaroni, bel duello a centrocampo, Guazzaroni riesce a impossessarsi del pallone, viene poi messo giù dal centrocampista del Bosa. Calcio di punizione, resta a terra Guazzaroni. Rolandone sulla palla, adesso la Nuorese non ha particolarmente fretta di velocizzare le operazioni di gioco. Pubblico delle grandi occasioni al Campo Italia, lo sottolineiamo ancora una volta perché nel frattempo le tribune sono andate a riempirsi ancora di più. Attenzione adesso a Rolandone, prova la penetrazione centrale, serve Cocco, Cocco allarga sulla destra per Rosano, Rosano può tentare la battuta, salta l'uomo, la conclusione, gol! Rosano di sinistro, non il suo piede, ma un gol veramente bello, poteva tentare la battuta di destro Rosano, ha scelto di dribblare l'avversario e poi un colpo da biliardo di sinistro e in pochi minuti la Nuorese ha rovesciato la situazione. Questo fanno le squadre di qualità. 2-1 Nuorese, gol di Rosano. Anche per lui terza
marcatura stagionale dopo i gol realizzati a Samassi e contro il Ghilarza, un grandissimo gol di rovesciata. Lo abbiamo trasmesso anche noi di Directa Sport, avevamo trasmesso l'evento Nuorese Ghilarza, il gol del pareggio di Rosano, forse la più bella giocata che abbiamo visto in quella partita, altrettanto bella è quella che ha portato il centrocampista piemontese a realizzare il gol del vantaggio dei suoi. Qui Faye entra su Carboni e ora sembra che la Nuorese abbia guadagnato qualcosa in sicurezza. Un 1-2 letale da parte dei verde-azzurri, che stanno dimostrando che non è un caso che occupino la seconda posizione in classifica a 12 punti, un punto dalla capolista Muravera. Qui si lotta a centrocampo, invece l'arbitro segna un calcio di punizione al Bosa, ma c'è un giocatore della Nuorese a terra. Vediamo un po' di chi si tratta. Si tratta di Guazzaroni, toccato duro. Viene sollecitato l'intervento da parte dei sanitari della Nuorese. Entra il massaggiatore a soccorrere Guazzaroni. Un po' cornuto e mazziato in questo caso il centrocampista della Nuorese, che ha subito un duro intervento e si è visto anche assegnare un calcio di punizione contro, gioco che riprenderà con calcio di punizione in favore del Bosa. Vanno a sincerarsi delle condizioni di Guazzaroni, intanto il gioco è fermo. Continua il rullo di tamburi da parte della tifoseria locale e continuano a sbandierare gli ultras della Nuorese alla nostra destra. Petto nudo, striscione in mano per gli ultras Nugoro, che non fanno mai mancare la loro presenza al seguito della Nuorese Calcio da più di 3 anni a questa parte, nelle trasferte in Sardegna come in quelle giocate fuori dall'isola fino all'anno scorso in Serie D. Pischedda, De Palmas, ben contrastato da Rosano, può ripartire il contropiede della Nuorese con Ticco, ancora Rosano, va via al suo avversario, serve Ticco, attenzione perché c'è molto spazio a sinistra, Cocco, punta Dettori, si accentra a Cocco, fa fuori con una finta anche Isidoro Pinna, l'imbucata per Rosano è buona, Rosano prova a mettere il pallone al centro, secondo l'arbitro il pallone è uscito, non ci ha dato questa sensazione, comunque buona l'imbucata di Cocco per Rosano. Adesso arriva un brutto fallo di Balafaye per Carboni, si scalda il pubblico locale che forse vorrebbe il cartellino giallo all'indirizzo del difensore senegalese della formazione ospite. Rimane a terra intanto Tore Carboni, che si avvicina al punto di battuta ma lascia poi a Ledda, sarà lui a battere questo calcio di punizione. Vediamo se tenteranno la soluzione lunga o tenteranno di giocarla a centrocampo. Vediamo che l'arbitro ancora non autorizza la ripresa del gioco, attende che Carboni si allacci gli scarpini e poi possa rientrare in campo. Rientra Carboni e l'arbitro fischia la ripresa del gioco con Ledda che lancia in avanti per Pinna, spizza il pallone Nanni, ma attenzione perché c'è un buco in difesa, va Pinna e c'è il pareggio del Bosa, altro buco difensivo da parte della Nuorese e la premiata ditta Isidoro Pinna, Giovanni Pinna stavolta castiga la Nuorese per il 2-2. In altri tempi avremmo detto la classica partita da Toto gol. Dopo neanche mezz'ora di gioco il risultato è già di 2-2. Il pareggio del Bosa proprio quando la Nuorese sembrava aver preso sicurezza e sembrava poter far sua la partita. E stavolta il fulmine a ciel sereno è tutto per la squadra verde-azzurra. Rolandone, Cucchi, gioca centralmente per Guazzaroni. Non possiamo certo dire che ci siamo annoiati in questa prima parte di primo tempo,
sulla sventagliata di Nanni per Cocco, puntuale la chiusura di Dettori che mette in fallo laterale Cucchi. Guazzaroni prova il tiro in porta, ribattuto ancora Guazzaroni. Dettori chiude smorzando di petto per Antonio Secchi. Qualche passo e poi il rinvio da parte di Antonio Secchi nella zona di Carboni, impreciso, palla che finisce direttamente in fallo laterale. Nuorese che riparte con una rimessa laterale sull'out di destra. Rolandone, Fayet lancia lungo nella zona di Grigoriadis, la sponda per Ticco. Ticco prova a far fuori Pischedda, la conclusione di Ticco non impensierisce Secchi che si distende alla sua sinistra e fa sua la sfera. Dettori, ancora per Secchi, la pressione di Grigoriadis, alza un campanile il portiere del Bosa, interviene Kiwobo, quindi Mattiello, il colpo di testa arriva a Rolandone, Rolandone viene messo giù e c'è un calcio di punizione in favore della Nuorese, un po' tardiva la segnalazione dell'arbitro. Rolandone non sa chi dare il pallone, hanno qualche problema i giocatori della Nuorese, un po' di confusione, quindi pallone all'indietro per Kiwobo, quindi Guazzaroni per Shemerzidis e ancora Kiwobo. Da Kiwobo a Rolandone. Rolandone lancia Cucchi sulla sinistra, il tocco per Grigoriadis, chiude bene Mattiello e ci sarà rimessa laterale in favore della Nuorese. Rolandone, Guazzaroni, stoppa di petto, ha spazio per impostare, prova il lancio lungo per Rosano, puntuale la chiusura di De Palmas che alleggerisce per Antonio Secchi. Controlla il piazzamento dei compagni il portiere del Bosa. Su rinvio preda di Rolandone, quindi un contrasto tra Cocco e Bachis. Azione che va avanti con Grigoriadis che prova ad aprire sulla destra, subisce un colpo e c'è un calcio di punizione in favore della Nuorese. Siamo molto lontani sia dalla porta di Antonio Secchi ma anche dal limite dell'area di rigore, vediamo cosa deciderà di fare la Nuorese in questa circostanza. Rolandone tocca corto per Cocco, prova a guadagnare qualche metro, lancio per Rosano, impreciso, chiude Carboni ma su di lui arriva Balafayet a bloccare un tentativo di contropiede. De Palmas alla battuta della rimessa laterale, Carboni spizza di testa, interviene Ruggiu, palla nella zona di Nanni, il suo lancio in favore di Grigoriadis, Grigoriadis lancia Rosano, buona l'idea, poi pallone che non arriva a destinazione per Ticco, riesce a chiudere in qualche modo il Bosa, adesso c'è un fallo abbastanza plateale di Guazzaroni su Carboni che ha ben protetto il pallone facendo guadagnare ai suoi un prezioso calcio di punizione. Richiamo verbale del signor Caggiari ai danni di Guazzaroni, che forse non era persuaso della non bontà del suo intervento, e si riprende con un calcio di punizione in favore del Bosa. Ledda lancia lungo nella zona di Pinna allarga per Carboni e poi si propone lungolinea ma c'è la chiusura da parte di Guazzaroni. De Palmas, rimessa laterale in zona Carboni, controllato da Fayet, ancora De Palmas, ancora Carboni, dialogano i due, Guazzaroni stavolta riesce a chiudere bene, quindi Rosano tiene il pallone in campo, serve Ticco, cerchio di centrocampo, sventagliata per Grigoriadis, posizione regolare dell'attaccante greco, Grigoriadis il tiro e la palla sull'esterno della rete. Buona occasione per la Nuorese, stavolta la giocata di prima di Ticco era davvero buona. Grigoriadis ci ha provato da posizione defilata, trovando l'esterno della rete, dando anche una mezza illusione del gol.
che però ovviamente non è arrivato. Si resta sul 2-2 tra Bosa e Nuorese, al vantaggio di Carboni il rapido 1-2 della Nuorese firmato Grigoriadis Rosano, e poi il pareggio di Pinna. Attenzione all'intervento di Ruggiu sul solito Guazzaroni, che bisogna dirlo macina veramente tantissimi chilometri. Anche stavolta pare che ci sarà solo richiamo verbale per il centrocampista del Bosa. Adesso tutti al limite dell'area, serie di blocchi, salgono tutti i saltatori della Nuorese, tutti i giocatori più dotati nel gioco aereo, e i giocatori del Bosa l'onere di controllarli attraverso marcature strette. Pallone al centro messo da Cocco, Grigoriadis anticipato, poi ci prova Rolandone al volo, palla che finisce sul fondo. Apprezzabile il tentativo del centrocampista piemontese, che però non ha trovato lo specchio della porta. Dettori ha spazio per avanzare, lancio per Pinna, chiude Nanni dopo un'incertezza di Kiwobo, quindi lo stesso Kiwobo serve Guazzaroni, messo giù da Pinna. Altro calcio di punizione guadagnato dal mediano della Nuorese, che le botte le dà ma anche le prende, come in questo caso e come pochi minuti fa nell'altra metà campo. Rolandone, Kiwobo, da Kiwobo a Guazzaroni, Guazzaroni per Tico che è arretrato in posizione di playmaker, quindi Rosano, Fayet, Rosano chiede il pallone lungolinea, attenzione perché può guadagnare il fondo, sterza sul sinistro Rosano, il tocco per Fayet, forse un fallo di mano che l'arbitro però non ravvisa, e parte il contropiede del Bosa con Pinna, con Giovanni Pinna che prova a servire Isidoro Pinna sulla sua verticale. Viene messo giù da Cucchi, guadagna un calcio di punizione il Bosa, rimane a terra Giovanni Pinna, l'autore del gol del 2-2. Sveglia! Vediamo se l'arbitro dovrà richiamare l'attenzione della panchina della squadra di casa, così non sembra. Sorride Mattiello e forse lo fa perché ha ravvisato lui per primo che l'intervento non è poi così grave. Mattiello si incarica di battere il calcio di punizione. Vediamo che soluzione cercherà il difensore del Bosa. Lancia lungo nella zona di Carboni, arriva Kiwobo e fa valere il fisico, ma attenzione a Isidoro Pinna che va via a Cucchi, mette un pallone al centro. Nanni ancora una volta un po' approssimativa la Nuorese nel rinviare il pallone, riesce in qualche modo a salvarsi la squadra verde-azzurra, ma questi cross al centro fanno veramente paura. Molto incerta la coppia di centrali della squadra di Fraschetti. Tanto De Palmas mette nella zona di Ruggiu che duella con Tico, alla meglio Ruggiu, ma Guazzaroni torna sul pallone, deve arretrare Guazzaroni e ricominciare da dietro su Kiwobo, da Kiwobo a Cucchi, quindi Cocco anticipato dall'intervento di Bacchis, quindi un duello tra Cucchi e Isidoro Pinna, stavolta non c'è fallo, rimessa laterale in favore della Nuorese. Rolandone avanza a piccoli passi, Rolandone serve Guazzaroni, su di lui l'uscita di Ruggiu, quindi Fayet, anzi Tico, adesso Fayet dopo l'intervento di Nanni, lancia lungo, quindi Grigoriadis sbaglia nel fare la sponda, ma può essere comunque un pallone interessante per Cocco che viene anticipato da Dettori. Attenzione a Kiwobo, gioca all'indietro per Cemerzidis, non c'è pressione da parte degli attaccanti del Bosa e quindi Nuorese che può ripartire con una certa tranquillità. Lancio lungo di Nanni, chiude Ledda, attenzione perché arriva sul pallone Ticco, c'è Cucchi che si inserisce sulla sinistra, lo vede Ticco, Cucchi mette un pallone al centro toccato da Dettori, ma attenzione perché per poco anche la difesa del Bosa non la fa grossa e poteva consentire a Grigoriadis di essere pericoloso, ma è ancora una volta bravo Secchi a leggere benissimo la situazione. Rinvio di Secchi nella zona di Nanni,
mette il pallone avanti dove c'è Ruggio, ancora un intervento di Guazzaroni che mette il pallone avanti dove non ci sono maglie verde-azzurre. Bisogna correre, correre! Secchi per Dettori, parte in pressing Cocco, Dettori serve Pinna, Pinna inseguito da Cucchi che gli sporca il pallone ma mette in condizione Pischedda di lanciare per Giovanni Pinna che non riesce a tenere il pallone in campo. Pertanto ci sarà una rimessa laterale in favore della Nuorese. Cucchi non sa che fare, Cucchi adesso prova a lanciare lungo per Ticco, prolunga nella zona di Cocco, fa buona guardia a Dettori, quindi Guazzaroni mette giù, c'è Chiuobo, Nanni, e ci mette sempre tanto la Nuorese a far ripartire l'azione. Adesso Nanni prova la sventagliata nella zona di Ticco, controlla il pallone Ticco, serve Grigoriadis, ancora Ticco, e dobbiamo dire che è molto ambizioso questo tentativo del giocatore nigeriano da oltre 40 metri di prima intenzione al volo. Palla lontanissima dai pali della porta difesa da Secchi. Che si appresta a battere l'ennesimo rinvio. Palla che supera il cerchio di centrocampo, arriva Rolandone, quindi Guazzaroni duella con Ruggiu che commette fallo, calcio di punizione per la Nuorese. Rolandone per Cocco, non si capiscono e allora il pallone torna prontamente nei piedi dei giocatori del Bosa, ma Dettori ha qualche problema a impostare, troppa frenesia anche da parte della squadra di casa con Cucchi che può avanzare sulla sinistra, il pallone al centro per Grigoriadis, segnalata una posizione di fuorigioco e forse sarebbe stato meglio se Grigoriadis si fosse disinteressato dell'azione perché dall'altra parte stava arrivando Rosano e per lui sarebbe stata una prateria davanti a Secchi. Grigoriadis interviene, fuori gioco, ci sembra che la segnalazione fosse anche giusta. Attenzione a Nanni, invio lungo a cercare Rosano, prova a chiudere De Palmas, ma Rosano riesce se non altro a impensierire il suo avversario e a far guadagnare ai suoi una rimessa laterale. Ancora Rosano contro De Palmas, sterza sul sinistro, ancora sul destro Rosano, esita troppo, Carboni recupera il pallone, fa ripartire i suoi. Impreciso il passaggio di ritorno di Ruggio, altra rimessa laterale per la Nuorese. Nuorese che prova a chiudere in avanti. Rolandone, Ticco, chiude ancora una volta Carboni che dà una mano anche in fase difensiva. Qui il fallo di Guazzaroni ma il gioco prosegue per il vantaggio, Pischedda chiama Carboni all'azione, altro contrasto con Guazzaroni e stavolta l'arbitro fischia il calcio di punizione in favore del Bosa. Entriamo negli ultimi 2 minuti e 20 nel corso del primo tempo. 2-2 il punteggio, partita giocata su buoni ritmi, ma sicuramente al risultato rotondo hanno contribuito alcuni pesanti errori difensivi. Attenzione a Cocco che parte in contropiede, in pressing su Secchi, che riesce comunque a rinviare e a mettere in movimento Pinna. Il passaggio per Dettori, quindi un altro intervento di Nanni per Chiuobo che non riesce a tenere il pallone in campo. Ancora una volta un po' macchinosa la ripresa delle azioni della Nuorese, adesso probabilmente un fallo abbastanza netto su Isidoro Pinna, l'arbitro ha lasciato correre, poteva essere una pericolosa punizione dal limite che sarebbe scaturita dall'ennesima sufficienza in fase difensiva. Adesso il calcio di punizione è per la Nuorese per un fallo ai danni di Rolandone. Cocco ha provato a battere subito ma l'arbitro ha fermato il gioco perché c'è stata qualche scaramuccia tra Isidoro Pinna e Rolandone appunto. Rolandone mette il pallone giù e gioca su Guazzaroni, da questi a Ticco. Ticco per Rosano, Rosano ancora per Ticco,
quasi efficace il pressing di Ruggiu, quindi Grigoriadis va a contrasto con Giovanni Pinna, duello tra numeri 9, rimangono a terra entrambi e l'arbitro assegna il calcio di punizione a favore della Nuorese e questo inizia a essere una distanza interessante per i tanti tiratori che la squadra di Fraschetti ha a disposizione. Tico, Rosano e Cocco sul pallone, vediamo chi si incaricherà di questa battuta e vediamo se cercheranno direttamente la porta o proveranno un assist a centro area per i saltatori che sono venuti avanti anche in questa occasione. È probabile che sarà Rosano a battere il calcio di punizione su invito di Cocco, mentre vediamo che ci sarà un minuto di recupero. Cocco, il tocco per Rosano, la battuta di Rosano gira troppo verso l'esterno e la palla finisce sul fondo. Occasione per la Nuorese non sfruttata in questo calcio di punizione. Va detto che segnare da quella distanza è molto difficile. Altro rinvio di Secchi, quindi Ballà Fayet, altro duello tra Pischedda e Grigoriadis. La meglio la difesa del Bosa anche in questa occasione. Giovanni Pinna contrastato da Kiwobo che ruba palla anche a Dettori, si lancia in avanti Kiwobo, doppio contrasto che potrebbe favorire Grigoriadis se non fosse per la chiusura puntuale di Ruggiu. Grigoriadis va a pressare anche su Mattiello, palla che finisce in fallo laterale. Su questa azione l'arbitro manda tutti negli spogliatoi. Finisce così il primo tempo 2-2 tra Bosa e Nuorese, vantaggio dei padroni di casa dopo pochi minuti con Carboni. 1-2 terrificante della Nuorese a firma Grigoriadis Rosano e poi Giovanni Pinna a ristabilire la parità. Noi ci sentiamo per il secondo tempo, adesso diamo spazio a qualche inserzione pubblicitaria. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. J4 Sport si occupa della fornitura di abbigliamento e attrezzature sportive dei migliori marchi italiani ed esteri. Unico RA Pro di Cagliari, rivenditore gold del brand spagnolo Ioma, dei medicinali Sixtus, delle attrezzature Barrett e Schiavi, oltre che di tanti altri prestigiosi marchi. Sono tante le società sportive e gli atleti di tutti gli sport che si servono da J4 Sport e che continuano a seguire la nostra filosofia: vestirsi bene, comodi e al giusto prezzo. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.
Diosa non poto riposare. Un gioiello pensato e realizzato dalla gioielleria di Sebastiano Rosas a Nuoro. L'anello a Diosa, simbolo di unione e amore per la persona che ami, lo trovi solo a Nuoro, presso la gioielleria Rosas, in Corso Garibaldi 99, telefono 0784 31 102. Riprendiamo la linea dal campo Italia di Bosa con le squadre che stanno facendo il loro ingresso in campo per il secondo tempo di questo Bosa Nuorese, squadre che sono andate a riposo con il punteggio di 2-2, il vantaggio del Bosa con Carboni, quindi Nuorese brava a ribaltare il risultato con il gol di Grigoriadis e di Rosano fino al pareggio definitivo, almeno fino a questo momento, della formazione planargiana realizzato dal numero 9 Giovanni Pinna. Calcio d'inizio che verrà battuto dal Bosa in questa ripresa, Bosa che attacca da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione, maglia bianca con inserti rosso-blu, calzoncini blu e calzettoni bianchi. Nuorese nella sua classica maglia verde-azzurra, pantaloncini bianchi e calzettoni verde-azzurri, attaccherà da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione. Cenni d'intesa tra l'arbitro, il signor Caggiari e gli assistenti Loi ed Evangelisti, e siamo praticamente pronti per iniziare il secondo tempo, per raccontarvi le emozioni di questa partita, amici di Directa Sport e di TCS, con la voce di Francesco Tuffu e la regia di Alberto Tosini. Partiti e il Bosa che manovra il primo pallone, lo fa male con Gianpietro Pischedda che spedisce direttamente in fallo laterale sul settore di destra. Balafayé si incarica della battuta, il contrasto da parte di Ruggio, ma torna la Nuorese in possesso di palla con Grigoriadis, bravo a interdire l'azione il numero 10 Pischedda, quindi Pinna lancia l'altro Pinna, Isidoro legge bene la situazione insieme a Merzidis e fa suo il pallone. C'è gran caldo a Bosa e questo ha forse favorito il pubblico delle grandi occasioni presente sugli spalti del Campo Italia, con buona rappresentanza di pubblico a sostenere anche la squadra ospite. Attenzione a Rosano che va via a De Palmas, lo mette giù, non c'è fallo per l'arbitro. Rosano torna sul pallone, mette al centro per Grigoriadis e poi per Tico! E la Nuorese in apertura di ripresa torna in vantaggio, gran palla di Rosano, Grigoriadis non ci arriva, ma ci arriva alla testa del secondo palo Tico, sempre più bomber di questa Nuorese. 3-2 per i barbaricini. Ancora una volta il nigeriano Tico a fare la differenza nella Nuorese con il suo ennesimo gol di questo avvio di stagione, la doppietta contro lo Stintino, poi in gol anche contro il Samassi, e la rete realizzata anche domenica scorsa, molto bella, contro il Guspini, un pallonetto a sorprendere il portiere avversario. Nuorese ha messo in possesso palla con Cocco che guadagna il cerchio di centrocampo e lancia in profondità Rosano, seguito da De Palmas. Ottima stavolta per scelta di tempo la chiusura di Secchi. Ha preso coraggio la Nuorese che al primo affondo nella ripresa ha trovato il vantaggio. 3-2 in favore della squadra allenata da Fabio Fraschetti. Qui lascia scorrere De Palmas a beneficio di Secchi. Non si è lasciato incantare dalla pressione di Tico. Bosa che riparte dall'altra parte con Pinna, da questi a Pischedda, quindi Rolandone che mette giù Dettori. Calcio di punizione in favore del Bosa. Prova a risvegliarsi anche la squadra di casa che ha giocato un ottimo primo tempo, soprattutto in avvio, quando dopo il gol ha avuto anche qualche occasione per mettere in ghiaccio la sfida. Attenzione a Ruggiu, di testa per Carboni, deve difendersi dall'attacco di Fayet, va giù Carboni, calcio di punizione, molto ingenuo il difensore della Nuorese che ha messo giù il capitano del Bosa, o meglio l'allenatore del Bosa, allenatore giocatore, che non aveva altre soluzioni, spalle alla porta. Punizione per i padroni di casa, c'è Mattiello sulla palla, i calci piazzati che siano in zona difensiva, in zona d'attacco, sono tutti i suoi. Due uomini in barriera sistemati da Semerzidis, si tratta di Capitan Cocco
e del terzino sinistro Alessandro Cucchi. Vediamo se Mattiello proverà la conclusione direttamente verso la porta. Parte Mattiello e la palla esce di pochissimo. Semerzidis è sembrato in controllo, però la sfera è finita davvero a poca distanza dal palo di destra. Semerzidis che rimette in gioco per Kiwobo e gioca per Nanni. Rolandone viene incontro in posizione di playmaker. Ancora Nanni. Da Nanni a Cocco che si è accentrato per ricevere questo pallone. Lancio lungo di Nanni a cercare Rosano, scavalcato De Palmas, ancora Rosano che mette dal centro di prima intenzione, Ticco controlla e poi rimette al centro dove Ledda prova a mettere fuori, quindi Rosano, conclusione da dimenticare con il sinistro. Ci ha provato ancora Rosano ma resta in zona d'attacco la Nuorese con Cucchi che viene messo giù da Isidoro Pinna e ci sarà calcio di rigore in favore della Nuorese. Avvio col botto da parte dei Barbaricini quando siamo al quinto minuto nel corso del secondo tempo. Buono l'inserimento di Cucchi. Calcio di rigore in favore dei verde-azzurri e sul pallone Gianluca Rolandone, sarà lui a battere dal dischetto. Questo è il primo rigore stagionale per la Nuorese tra campionato e Coppa Italia. Il fischio dell'arbitro Caggiari. La rincorsa di Rolandone, parte Rolandone, rete! 4-2 Nuorese. Avvio shock di ripresa per il Bosa e un altro 1-2 micidiale della Nuorese con Rolandone che va a spiazzare Secchi, proteso alla sua destra. Poker della Nuorese e Bosa ancora sotto shock. 5 minuti da dimenticare per la squadra di casa. Adesso Masala corre un po' ai ripari con il primo cambio. Uscirà Bacchis, il numero 17, al suo posto Mulas. Vediamo se ci saranno cambi considerevoli nello scacchiere disegnato dal tecnico di casa. Mulas va a posizionarsi in posizione di centrocampista centrale, quindi non sembrano esserci novità, anche se il calcio ovviamente non è solo numeri legati ai moduli, ma anche atteggiamento e zone di campo da coprire per quanto riguarda soprattutto chi gioca nella mediana. Giovanni Pinna tocca per Pischedda, Isidoro Pinna chiama l'inserimento Dettori, lancio lungo di Dettori per Giovanni Pinna, Guazzaroni sporca il pallone, quindi l'intervento di Kiwobo, ma è ancora Giovanni Pinna che prova a eludere l'intervento di Fayet, quindi Kiwobo va e ci mette una pezza, ma Bosa che prova a rimanere in zona d'attacco con Dettori. Gli si fa incontro Cocco, Dettori riesce a servire Isidoro Pinna, ancora per Dettori e ci sono le proteste, forse per un fallo di mano che i giocatori del Bosa hanno reclamato. Comunque con il piglio giusto la squadra di casa prova a ributtarsi in avanti per cercare di riprendere questa partita che ha avuto un inizio di secondo tempo a dir poco tragico. Attenzione al cross in mezzo di Dettori, rimedia Kiwobo, ci sarà un fallo laterale. Anche la Nuorese sta preparando un cambio, vediamo un po' cosa succede. Qui Ticco sporca il pallone, quindi Kiwobo, Mattiello lo rimette avanti, vediamo la posizione di Carboni sull'uscita incerta di Semerzidis. La posizione di Carboni era buona, Semerzidis sporca il pallone, fa guadagnare ai suoi un calcio d'angolo prontamente battuto e prontamente messo fuori da Nanni. Attenzione perché c'è un interessante contropiede della Nuorese con Grigoriadis inseguito da Ruggiu che lo porta sull'esterno e riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Poteva essere un contropiede da sfruttare meglio con 3 giocatori della Nuorese in ripartenza contro 2 giocatori del Bosa. Attenzione al cambio nelle file della Nuorese, vediamo chi sarà il giocatore che dovrà lasciare il campo a Flavioni e sarà il capitano Fabio Cocco. Cocco lascia il campo, al suo posto Flavioni, un esterno puro di sinistra questo che sta per entrare in campo, forse
un po' più di attenzione alla fase difensiva per Fraschetti in questa fase della gara, che vede la Nuorese in vantaggio per 4-2, e Nuorese che adesso deve difendersi dagli assalti di un Bosa che con grande orgoglio proverà a buttarsi in avanti e a riprendere una partita che ha avuto un brutto inizio di secondo tempo. Intanto anche nel Bosa un cambio, c'è Mastinu al posto di De Palmas, vediamo dove andrà a posizionarsi il neoentrato, nella posizione di terzino sinistro. Di fatto anche qui non cambia niente a livello tattico. Guazzaroni, Giovanni Pinna, Guazzaroni bravissimo a vincere il contrasto, poi è Mulas a mettere il pallone in fallo laterale. Calcio di punizione, scusate, rimessa laterale sul settore di destra a favore della Nuorese. Se ne incarica Ballafayet, pallone per Grigoriadis, fischia un cambio fallo di quelli che si fischiavano a scuola a calcio e che si fischiano sempre meno man mano che il livello sale. Raramente lo vediamo in Serie A, anche se molte volte pure a quei livelli si sbaglia nel battere le rimesse laterali. Qui Carboni prova ad andare via Guazzaroni, guadagna una rimessa laterale il Bosa, l'ultimo tocco di Guazzaroni, sale Mulas a battere la rimessa, l'unico a proporsi è Ruggiu, o lo stesso Carboni lungolinea, sceglie questa soluzione Mulas, Nuorese che respinge, poi Ruggiu contrastato da Rolandone, quindi Grigoriadis contrastato da Mulas, può ripartire il Bosa con Ledda, palla in avanti per Nanni che respinge, quindi Isidoro Pinna va via a Guazzaroni che lo trattiene. Calcio di punizione per il Bosa, posizione interessante. Pischedda non sembra intenzionato però a battere verso la porta, allarga sulla sinistra per Mulas, porta il pallone sul destro, da Mulas a Mattiello, la sua sventagliata di sinistro a pescare il numero 7 Isidoro Pinna, anche stavolta posizione regolare, buono l'inserimento da parte del numero 7 del Bosa, ma controllo poco efficace che ha consentito a Semerzidis di far suo il pallone. Qui Rolandone guadagna un prezioso calcio di punizione. Da Rolandone a Nanni, Nanni per Rolandone che con l'uscita di Cocco ha preso i gradi di capitano. Oggi è assente Russu nella Nuorese che solitamente indossa la fascia. Grigoriadis, timido pressing su Secchi che riesce a rinviare. Nella zona di Kiwobo, colpo di testa, quindi un altro colpo di testa da parte di Mulas. E guadagna un calcio di punizione. Attenzione a Mattiello. Mattiello allarga tutto a sinistra nella zona di Carboni, gli si fa contro Rosano, Carboni lo salta, pallone al centro, Semerzidis, brividi, non riesce a perfezionare il suo intervento, poi viene messo giù e c'è calcio di punizione per la Nuorese, ma brividi per la squadra verde-azzurra, letteralmente in gergo, nel gergo più basso calcistico si chiama saponetta, con questo intervento che ha lasciato molto a desiderare. Poi Semerzidis ha provato a rimediare smanacciando il pallone, poi ha subito fallo il portiere greco che resta a terra. In campo i sanitari della Nuorese, gioco fermo e possibilità di rifiatare e anche di riordinare le idee, perché il Bosa comunque qualche grattacapo lo sta creando in questa fase del match. Qualcuno approfitta anche per dissettarsi, gran caldo oggi al Campo Italia, una giornata quasi estiva, quella che stiamo vivendo nel capoluogo della Planargia. Tanto resta a terra Semerzidis, adesso si rialza e sembra essere tutto a posto e può riprendere il suo posto tra i pali il portiere greco della Nuorese, classe 2000.
tanto conciliabolo dalle parti dei Fraschetti con Rosano, Rolandone e Nanni. L'abbiamo detto, questa pausa serve a far rifiatare ma anche a far riordinare le idee, perché il Bosa si stava rendendo troppo pericoloso in questi ultimi minuti. Il vantaggio di 4-2 mette la Nuorese al sicuro, però un gol può cambiare l'economia della partita anche sul piano psicologico. Attenzione a Rosano, serve Grigoriadis, il colpo di testa, fuori gioco però dell'attaccante greco, comunque non ci aveva messo troppa convinzione. Qui il duello tra Pinna e Nanni, stavolta la meglio il difensore della Nuorese, ma Bosa che resta in possesso di palla con Ruggiu. Pischedda tocca nella zona di Carboni che dialoga con Mastinu, ancora Mastinu lanciato sulla sinistra, lo segue Nanni. Da Mastinu a Carboni che è costretto a uscire dall'area. Ruggiu, sventagliata sulla destra a cercare Dettori, il suo tocco in direzione di Mulas, legge bene la situazione Cucchi. E Nuorese che prova a ripartire ancora con Cucchi, quindi Rolandone, Flavioni, Cucchi, può partire l'esterno sinistro della Nuorese che viene contrastato da Mattiello, però buona sgroppata di Cucchi che ha fatto guadagnare metri ai suoi compagni. Cucchi che è andato a sistemarsi più alto rispetto alla sua posizione originaria di terzino sinistro, con Flavioni che invece va a fare il difensore. Attenzione a questo svarione difensivo di Pischedda, poteva essere interessante per Ticco che però è stato a sua volta sorpreso. Qui il fallo di Fayet, può ripartire il Bosa. Mastinu, Pinna, prova a girarsi ma è pieno di maglie verde-azzurre, quindi Rolandone tocca su Rosano, ancora Rolandone, fuori misura il passaggio e prova a ripartire in contropiede Pischedda per i suoi, lancio per Isidoro Pinna, buona la chiusura di Flavioni con la collaborazione di Kiwobo e palla che finisce fuori. Ragioniamo raga. Rimessa laterale in favore del Bosa, se ne incarica Mastinu, 2 palloni in campo, lo mette fuori Grigoriadis. Da Grigoriadis qui è Rosano invece mettere il pallone in fallo laterale, anticipare un possibile intervento di Carboni. Guadagna qualche metro il Bosa. Mastinu, Rosano di testa, quindi Grigoriadis, Rolandone viene fermato da Isidoro Pinna, poteva essere un problema, ecco, è riuscita comunque a rimediare la difesa della Nuorese. Attenzione a Grigoriadis, pallone per Ticco e sbaglia il lancio in avanti per Cucchi, o meglio non si sono capiti i due compagni di squadra, con Cucchi che è rimasto fermo, ma il pallone di Ticco a occhio e croce ci è sembrato comunque troppo lungo. Intanto a bordo campo si prepara Ilario, secondo cambio alle viste per la Nuorese, entra Ilario e uscirà Guazzaroni che come al solito molto generoso, ha speso tanto, tanta quantità a centrocampo, tanti chilometri percorsi e forse la benzina è finita. Ilario è un giocatore dalle caratteristiche simili e potremmo ironizzare anche dal taglio di capelli simile. Ilario va a piazzarsi in posizione di centrale di centrocampo accanto a Rolandone, prova a contendere il pallone a Carboni che riesce a farlo suo, quindi Ruggiu, Rolandone, serie di contrasti e calcio di punizione per il Bosa. L'arbitro che aveva fermato il gioco, quindi Ruggiu non ha potuto battere velocemente, anche qualche scaramuccia con Ticco. Affiora un pochino di nervosismo tra i padroni di casa che in 5 minuti hanno praticamente vanificato quanto di buono erano riusciti a fare nel primo tempo, dove con il risultato di 2-2 si erano comunque fatti preferire rispetto a una Nuorese troppo compassata. Ma la Nuorese, che ha la forza delle grandi squadre, in 5 minuti ha completamente rovesciato la partita a suo favore. Adesso c'è un rinvio di Kiwobo, ma Bosa che resta in zona d'attacco con Mastinu. Carboni,
Mastinu la mette al centro, Nanni, stavolta efficace il suo intervento, palla che finisce sull'out di sinistra, ancora una rimessa laterale per il Bosa. Carboni tocca per Ledda, lancio di Ledda viene contratto, quindi Nuorese che prova a ripartire in contropiede con Ticco, chiama all'azione Flavioni, da questi a Cucchi, posizione regolare per Cucchi che però non riesce a tenere il pallone in campo, si era proposto bene il numero 3 della Nuorese, troppo lungo però l'invito di Flavioni e Bosa che può ripartire, lo fa in maniera un po' confusa con Dettori che viene contratto da Grigoriadis, altra rimessa laterale in favore dei padroni di casa. Buono Fra! Mattiello tocca all'indietro per Secchi, si aprono sia Ledda scusate, che Mastinu che riceve il pallone, prova a lanciare in avanti per Carboni, respinge Fayet, quindi Ticco non aggancia il pallone. Ledda, Carboni prova a superare Fayet, guadagna un fallo, calcio di punizione per il Bosa, di esperienza Carboni in questo caso sul giovane terzino destro della Nuorese. Lancio verso Pinna, lo affronta Fayet, va in raddoppio Ilario, efficace il raddoppio del mediano della Nuorese che però fa un po' di fatica a uscire in questa circostanza. Rosano guadagna fallo, un fallo prezioso sull'intervento di Ruggiu, resta a terra Rosano resta a terra, qualche protesta dei giocatori del Bosa, in particolare del capitano Ledda che vorrebbe che le operazioni di gioco venissero in qualche modo velocizzate. C'è Mercedes, batterà a lungo il portiere greco, appena l'arbitro consentirà la ripresa del gioco. Lancio di Shemerzidis nella zona di Grigoriadis, arpiona bene il pallone Grigoriadis, tocca Mastino per ultimo, rimessa laterale in favore della Nuorese. Rosano lancia a Ticco, chiude bene Ledda con l'aiuto di Mastino che poi va via a Rosano, prova a lanciare in avanti, chiude Ilario. Bravo Fayet, bravo! Anticipo di Fayet, attenzione alla lotta tra Mattiello e Grigoriadis. Mattiello mette fuori Rolandone, Ledda in anticipo su Ticco e stavolta l'arbitro ravvisa un fallo, colpito alla schiena Ticco, calcio di punizione per la Nuorese. Queste situazioni sono oro per la squadra di Fraschetti che può rimanere in zona d'attacco e respirare un po' di fronte alla orgogliosa reazione del Bosa. Flavioni, tocco all'indietro per Kiwobo, fa fuori Pinna, Grigoriadis dialoga con Flavioni, Flavioni gioca all'indietro su Rolandone, alza il pressing il Bosa verso Shemerzidis, non c'è pressione sul portiere che può fare decisamente con calma, tocca per Nanni e Nanni rinvia nella zona di Grigoriadis, altro duello con Mattiello, palla che sfila, Cucchi prova a lanciare se stesso con questo colpo di testa. Bravo Jay! Ledda evita guai peggiori e mette in fallo laterale. Da Flavioni a Ticco, ottima chiusura da parte di Dettori. Nuorese che guadagna qualche metro sul settore di sinistra. Flavioni. Flavioni per Ticco, la pressione di Mattiello, pallone che finisce a fondo campo. Ticco protesta timidamente nei confronti dell'arbitro, forse per una spinta che non ci è sembrata esserci. Antonio Secchi, rinvio verso Balla Fayet, precisissimo nel suo colpo di testa, ma Bosa che resta in zona d'attacco con Isidoro Pinna, inseguito da Rolandone, deve arretrare Pinna e servire Dettori. Ancora la collaborazione tra questi due giocatori, Rolandone fa valere le lunghe leve e chiude, serve Kiwobo,
finta e va via a Giovanni Pinna, quindi Ticco, altro gioco di gambe a far fuori l'altro Pinna, Isidoro, quindi Rolandone non affretta la nuorese, gestione del pallone dei verde-azzurri, da Ticco a Chiuobo, lancio lungo nella zona di Rosano e Cucchi, costringono Ledda al fallo laterale, sale la nuorese, ancora con Rosano, Rosano viene chiuso da Mattiello in fallo laterale, gestisce bene in questa fase la nuorese. Siamo pronti a vedere un altro cambio nelle fila del Bosa, mentre c'è un lancio lungo per Rosano, duello con Ledda, Rosano riesce a far passare il pallone, no, secondo l'arbitro la palla aveva oltrepassato la linea, quindi ci sarà rimessa dal fondo. E per il Bosa sta per entrare il numero 18 Alessandro Pischedda, che prende il posto di Gianpietro Pischedda. E così ci risolvono anche un problema delle omonimie. Con Alessandro Pischedda che va a sistemarsi sulla linea dei difensori nel ruolo di terzino sinistro. Avanza dunque Mastinu, probabilmente con un braccio Ruggiu in questo contrasto, l'arbitro lo giudica involontario, il suo lancio finisce direttamente nella zona di Shemerzidis che fa ripartire Nanni. Nanni per Rosano, prova a spizzare il pallone, arriva l'anticipo di Ledda ma Rosano torna in possesso di palla, dialoga con Fayet che è chiuso da due giocatori. Bontà sua, Mastinu mette il pallone in fallo laterale e non riesce a far ripartire il contropiede. Lancio lungo per Grigoriadis, spizza il pallone, poi Ledda, Ruggiu, un po' di confusione adesso con Ilario che lancia lungo, Alessandro Pischedda tocca con il braccio ma aderente al corpo. Sventagliata di Ruggiu sulla destra, legge benissimo Flavioni la situazione, poi Cucchi prova a sorprendere Dettori che non si fa sorprendere, prova a impostare un nuovo tema tattico per i suoi. Attenzione a Giovanni Pintus, ottima l'imbucata per Carboni ma altrettanto ottima la chiusura di Fayet. Ancora Bosa in avanti, ancora con Dettori, grande personalità del numero 2 che mette al centro con il sinistro e poi attenzione a questo contrasto tra Carboni e Fayet e Shemerzidis ancora un po' incerto, una situazione che ci ha un po' ricordato il primo gol del Bosa ma che stavolta viene sbrogliata dal fischio dell'arbitro che ha ravvisato un fallo di Carboni ai danni di Fayet e quindi si riprenderà con un calcio di punizione in favore della nuorese. Mentre siamo al 27° minuto di gioco, ancora 18 più recupero da giocare in questa sfida del Campo Italia, ricca di gol, anche di qualche errore, ma anche di belle giocate come quella che ha portato per esempio al gol del 3-2 di Ticco. Bellissimo l'invito di Rosano nell'occasione. Attenzione a Carboni che viene lanciato in profondità, Fayet deve difendersi dall'attacco di due giocatori del Bosa, lo fa bene perché guadagna una rimessa dal fondo, pur con qualche timida protesta dei giocatori del Bosa che chiedevano il calcio d'angolo. Da Shemerzidis a Rolandone, ha tutto il tempo di girarsi, da Rolandone a Ticco, quindi Ilario rischia un po' la nuorese con questi passaggi corti nella propria metà campo. Qui ottimo l'intervento di Pischedda a servire Carboni, poi Giovanni Pinna sbaglia il tocco di ritorno per l'esterno sinistro del Bosa. Poteva essere una buona iniziativa questa per il Bosa, un po' leziosa la nuorese delle volte nella sua metà campo. Il lancio lungo per Chiuobo, lo anticipa Pinna, ma poi dietro di lui c'è Nanni che rimedia, quindi Mattiello. Buon tocco da parte di Mattiello, la respinta di testa di Rolandone, Ruggiu, Pinna, prova a mettere a terra il pallone, serve Mastino a sinistra per Carboni, 1 contro 1 con Fayet da parte di Carboni che commette fallo, stavolta il calcio di punizione ci sembra abbastanza evidente, con il corpo Fayet a contrastare Carboni che aveva provato a eludere l'intervento del senegalese con una finta.
e quindi per il Bosa un calcio di punizione interessante dal lato corto di sinistra. Attenzione a Ruggiu e a Pischedda. Pochi giocatori del Bosa restano a presidio delle retrovie, ma comunque nella metà campo della Nuorese. Si tratta di Mastinu e di Dettori, tutti gli altri vanno a stazionare nell'area di rigore o nei pressi dell'area. Tutta la Nuorese a protezione invece della propria 16 metri. Ed è il solito Mattiello che va a battere questo calcio di punizione. Attenzione, perché tra le opzioni potrebbe esserci anche quella di cercare direttamente la porta. Comunque prevediamo che sarà un pallone tagliato verso il centro dell'area a trovare la deviazione giusta. Qualche scaramuccia al centro dell'area, il signor Caggiari va a redarguire un po' tutti. Fischia l'arbitro, parte Mattiello, il conclusione, Cemerzidis si supera e mette il pallone alto sopra la traversa. L'avevamo detto, tra le opzioni c'era anche quella del tiro diretto in porta. Calcio d'angolo dalla bandierina di destra per il Bosa. Pallone al centro che attraversa tutta l'area, quindi Nanni lo mette fuori. Mattiello prova nuovamente il cross e poi Grigoriadis, che di professione fa l'attaccante, come un consumato stopper d'altri tempi, mette fuori, ma il Bosa prova a impostare nuovamente un tema offensivo con Ruggiu. Ruggiu lancia Fayet, che non va troppo per il sottile, ha anche la possibilità di perfezionare il disimpegno di testa, lo fa e fa guadagnare qualche metro alla Nuorese, perché il Bosa batterà la rimessa nella sua metà campo. Ancora Carboni contro Fayet, stavolta non c'è fallo, stavolta la rimessa con le mani è per la Nuorese. Continua a dare indicazioni Fraschetti e continua a darle incessantemente, non tanto lontani dalla nostra postazione, il vice allenatore della Nuorese Giovanni Casu, che in passato è stato un grande giocatore di Nuorese, Corrasi e Olbia, e che è parecchio esigente con i suoi giocatori. Bosa in avanti con Carboni, Mastinu, cross al centro, attenzione perché Chiuobò ha rischiato di essere saltato, e qui poi c'è il fallo di Rolandone ai danni, se non andiamo errati, del numero 15 Mulas, e stavolta il calcio di punizione è davvero interessante, posizione centrale, siamo intorno ai 20 metri, arriva il giallo per Rolandone, e questo è un giallo che pesa perché Rolandone era diffidato e salterà la prossima partita della Nuorese, che sarà al Sunurazze di Tonara domenica prossima per l'8ª giornata. La 7ª giornata invece si disputerà mercoledì, ma la Nuorese osserverà il suo turno di riposo. Ironia della sorte, sarà il Bosa a giocare sul terreno del Tonara mercoledì 17 ottobre. Sul pallone Mattiello, ma anche Ruggiu. Vediamo, barriera molto folta schierata da Cemerzidis. Vediamo come sale anche l'incitamento del Campo Italia per questo calcio di punizione. Vediamo se ne incarica Mattiello, la conclusione a giro e Cemerzidis compie un'autentica prodezza e salva ancora una volta la sua porta. Ancora bravo Cemerzidis sul calcio di punizione di Mattiello. È stato bravo anche il centrale del Bosa nel battere questa punizione. Calcio d'angolo che sorvola tutta l'area di rigore, palla messa fuori, attenzione a Mattiello, contrastato abilmente da Rosano che fa partire il contropiede, lo contrasta Dettori che fa guadagnare alla Nuorese una rimessa laterale. Bellissimo intervento pulito, ma attenzione perché sulla rimessa arriva Grigoriadis, ma arriva a secchi e sfuma una grande occasione per la Nuorese. Sbaglia il controllo Grigoriadis sulla rimessa, difesa del Bosa tagliata fuori. Grigoriadis e Ticco tagliano fuori la difesa. Brutto controllo del Greco e Secchi è stato prodigioso, almeno come il suo collega qualche istante fa.
Bosa vicina al 3-4, ma Nuorese vicina anche a scrivere i titoli di coda anticipatamente su questa partita. Tanto si sta preparando Lazzarini per quanto riguarda la Nuorese. Vediamo chi sarà a lasciare il posto al giovane all'attaccante argentino. Gioco che comunque riprende, la sostituzione verrà fatta dopo con Isidoro Pinna, Carboni, Mulas lancia Dettori e ci sono grandissimi spazi per il Bosa, quindi Carboni serve Pischedda, contrastato da Fayet che lo chiude in calcio d'angolo. Bravo Fayet a rimediare a un errore di posizionamento di tutta la difesa della Nuorese. Ha rischiato un po' su questa ripartenza la squadra verde-azzurra. Adesso parte il calcio d'angolo, c'è Pinna sul vertice dell'area, contrastato da Fayet, riesce a mettere il pallone al centro. I giocatori della Nuorese non riescono a mettere il pallone fuori e poi la conclusione di Mulas è da dimenticare. Stavolta Cemersidis deve essere tutto fuorché miracoloso per bloccare questa iniziativa dalla squadra di casa. Abbiamo superato la mezz'ora da quasi 5 minuti, 34-21 nel corso della ripresa. Bosa che resta in zona d'attacco, Ruggiu, Dettori, va Cucchi su di lui, quindi Flavioni su Mulas, fermato regolarmente, può ripartire la Nuorese con Cucchi, 2 contro 5, Grigoriadis salta un avversario, non salta il secondo con Dettori bravo a chiudere e anche a guadagnare la rimessa laterale. E intanto adesso ci sarà il cambio che abbiamo chiamato qualche minuto fa e uscirà il numero 3 Cucchi, al suo posto Lazzarini. Si tratta di Galeadis, non di Lazzarini. Galeadis che aveva realizzato il gol decisivo contro il Ghilarza, il gol del definitivo 2-1. Entra in campo dunque Galeadis a dare una mano alla Nuorese in questi 10 minuti finali, dove bisogna conservare questo prezioso doppio vantaggio maturato nei primi minuti del secondo tempo. Qui Rolandone e Ilario contendono il pallone a Mulas, riescono a guadagnare un prezioso calcio di punizione in favore della Nuorese. Se ne incarica il capitano Rolandone, Ticco Rolandone, Flavioni, primo pallone toccato da Galeadis che chiama l'azione Flavioni, si distende bene la Nuorese, riesce però a chiudere in questo caso il Bosa in qualche modo e poi Fayet non va per il sottile anche in questa circostanza, ma l'arbitro aveva già fermato il gioco per un'irregolarità precedente. Calcio di punizione in favore della squadra di casa con Mastinu che lascia a Pischedda, quindi Ledda mette il pallone giù, Pischedda lancia nella zona di Nanni, respinge ma ancora Bosa in possesso di palla. Carboni contro Fayet, si rinnuova il duello e ancora Fayet a vincere questo duello guadagnando una rimessa laterale. Parte qualche distrazione, qualche piccola sbavatura, sicuramente positiva la prova di Balla Fayet, considerando anche che ha davanti un brutto cliente come Salvatore Carboni, sicuramente uno degli uomini di maggior qualità del Bosa. Attenzione al lancio di Rosano a pescare Galeadis che anticipa Secchi, ma l'arbitro ha fermato il gioco. Uscita di Secchi sul giocatore greco. Non sappiamo se l'arbitro ha ravvisato una posizione di fuorigioco o una spinta. Qualche perplessità, ma dobbiamo dire che è stato tempestivo comunque il fischio del signor Caggiari. Adesso entra proprio Lazzarini con il numero 18. C'è stata un'inversione nell'elenco dei giocatori. Vediamo il posto di chi prenderà Lazzarini, presumibilmente di Grigoriadis. Così è staffetta tra i due centravanti della Nuorese. L'arbitro però ancora non ha autorizzato il cambio. Il
gioco riprenderà con il rinvio di Secchi. No, e invece l'arbitro adesso autorizza il cambio, invita Grigoriadis a lasciare il campo un po' più velocemente ed ecco in campo Lazzarini, attaccante argentino, arrivato un po' in ritardo, forse uno degli ultimi che si è aggregato alla comitiva verde-azzurra e quindi aveva magari bisogno di prendere un po' di condizione prima di essere schierato. Ancora Faglie di testa, Lazzarini, sponda Rosano, Ilario, rischia un po' la Nuorese con questi passaggi centrali. Carboni sventaglia sulla destra, un ottimo pallone per Mulas che poi ha un'esitazione e questa favorisce la chiusura di Flavioni e Galeadis. Lo stesso Flavioni adesso si impossessa del pallone, lancia Lazzarini in profondità e solo Lazzarini prova a ingaggiare il duello con Ledda che chiude bene. Poi c'è il fallo di Ticco ai danni del numero 2 Dettori, calcio di punizione in favore della Nuorese. Entriamo negli ultimi minuti di gara. Pischedda, settore di sinistra, serve Pinna e ancora una chiusura di Faglie. Quindi Ledda, Mattiello, per vie centrali Ilario non riesce a bloccare il pallone, ci riesce Chiuobo che poi lancia un po' alla cieca dove non ci sono maglie verde-azzurre, Mattiello lascia scorrere e ricomincia per il Bosa e qui sbaglia Mattiello, contrastato da Grigoriadis, quindi arriva Lazzarini e qui è bravo Ruggiu nell'interdizione, meno nell'impostazione con Galeadis che torna sul pallone, quindi Rolandone, Galeadis, non ha particolare fretta la Nuorese, Galeadis, Ilario, Galeadis, ha spazio per tirare da fuori, conclusione contratta, nessun problema per Secchi. Pischedda, Faglie che riesce a far guadagnare i suoi una rimessa in zona d'attacco, Bosa che forse inizia a sentire la stanchezza quando siamo al 41esimo minuto di gioco. Rimessa di Faglie, Ticco, serie di rimpalli e poi Bosa che riesce a rinviare nella zona di Pinna, Chiuobo lancia verso il centro, l'interdizione da parte di Mastinu, altra rimessa per la Nuorese e il Bosa chiede anche vigorosamente un altro cambio e entra Spada nella formazione di casa, esce Isidoro Pinna. Buona partita, specie nel primo tempo, poi è calato anche lui come tanti suoi compagni di squadra nel secondo tempo, hanno sicuramente accusato il colpo dell'avvio terrificante della Nuorese che in pochi minuti nella ripresa ha portato il risultato dal 2-2 al 4-2 a proprio favore. Attenzione a Ticco, lancia Lazzarini, centro area di rigore, Ticco e viene contrastato da Dettori che poi viene messo giù, ma l'azione è ancora buona con Ilario che lancia Rosano, riesce a tornare sul pallone Rosano e poi il Bosa riesce comunque a distendersi con Ruggiu, sbaglia tutto, Faglie la mette al centro in una zona dove non ci sono compagni di squadra, dove c'è Mattiello che serve Ruggiu, qualche difficoltà per il Bosa a mettere giù questo pallone, Ruggiu guadagna un calcio di punizione, qui Galeadis sposta il pallone e il pubblico chiede a gran voce la munizione per una possibile perdita di tempo. Sventagliata in avanti di Mattiello e Flavioni è puntuale nella chiusura, buon impatto con la gara anche del terzino sinistro della Nuorese. Dettori, pallone per Mulas, perde il contrasto con Flavioni, quindi Ilario un po' approssimativo nel mettere il pallone avanti. Nuovo entrato Spada, combatte con Ilario che serve Flavioni, da questi a Ticco, riesce a far passare il pallone Ticco e guadagna una rimessa laterale tra le proteste della tribuna del Campo Italia. E Nuorese che sta per operare il suo ultimo cambio con il numero 19 pronto a entrare Muriel e lascia il campo Ticco.
autore del gol del 3-2. Dai tutto, Muriel, dai, Quinto e ultimo cambio per la Nuorese, non ha particolare fretta di uscire Ticco, viene un po' redarguito dall'assistente ed entra Muriel. Tanto credo che saranno 6 i minuti di recupero, visto un conciliabolo tra il tecnico del Bosa da una parte e l'assistente che opera sotto la nostra postazione, il signor Evangelisti di Oristano. Attenzione a Rosano, duro intervento di Pischedda, comunque efficace. Palla lunga controllata da Nanni, quindi colpo di testa di Flavioni, fuori misura. Altro duello tra Carboni e Fayet. Fayet lo chiude in fallo laterale, Pischedda gioca ancora su Carboni, su cui interviene Rosano. Entrata un po' sbilenca che regala il calcio d'angolo alla formazione di casa, che prova con orgoglio a chiudere davanti. Calcio d'angolo battuto, messo fuori da Lazzarini. Attenzione a Pinna che ha ricevuto da Spada. Lato corto, Pinna prova a mettere il pallone al centro. Tutto chiuso, Kiwobo spedisce il pallone nell'altra metà campo. Bosa che prova a impostare nuovamente con Dettori, che era rimasto a fare l'ultimo uomo. 6 minuti di recupero, confermata l'impressione che vi abbiamo dato poco fa. Bosa che in questi 6 minuti proverà a chiudere in avanti e a cercare di rimettere in discussione le sorti di questa partita. Andiamo Mastinu, affrontato da Ilario, palla lunga nella zona di Pischedda che ha tutto il tempo per crossare. Fayet mette fuori ancora una volta, grande senso della posizione del giocatore senegalese. Attenzione però che adesso hanno lasciato un po' di spazio a Carboni, poteva essere pericolosa questa distrazione, è riuscita a rimediare la Nuorese con Lazzarini che mette il pallone fuori, no, non ci riesce, quindi Mastinu deve affrontare l'ennesima interdizione di Fayet e poi quella di Rosano su Pischedda. Attenzione a 2 palloni in campo, non se ne avvede l'arbitro che comunque assegna il calcio d'angolo al Bosa. Non è stato fiscale in questo caso il signor Caggiari, o semplicemente non se ne è accorto. L'angolo battuto da Mulas, siamo già dall'altra parte con Dettori, sul tiro ribattuto da Kiwobo, poi Spada mette il pallone al centro dove non ci sono giocatori del Bosa, ma c'è Rolandone che non va per il sottile e mette il pallone fuori. Poi Rolandone si lancia in pressing, spende un po' le ultime energie Rolandone in questa circostanza. E qui sull'invito di Rosano Rolandone palesemente in fuorigioco, lascia scorrere e va a riprendere la sua posizione davanti alla difesa. Alla lunga nella zona di Mulas, Flavioni blocca tutto, quindi Ruggiu. Mastinu ha spazio, Mastinu scarica a sinistra per Pischedda, lo affronta Rosano, Pischedda mette al centro la rovesciata da parte di Pinna, sarebbe stato un gol bellissimo. Poi il tocco di Carboni non fa testo, perché sul tocco di Carboni il signor Loi aveva segnalato fuori gioco, ma stilisticamente molto bella la conclusione di Pinna, peraltro che arriva dopo il 90esimo, dopo una partita dove il numero 9 del Bosa, a parte il suo contributo in fase realizzativa, ha speso veramente tanto. È stata una partita giocata veramente a grandi ritmi, non sempre con lucidità da entrambe le squadre, ma sicuramente tutti hanno dato quello che potevano dare. A fare la differenza il cinismo e la qualità della Nuorese, ma il Bosa oggi non esce ridimensionato, come ovviamente escono rafforzate le ambizioni di vittoria finale della Nuorese. Sta per maturare la quinta vittoria su 6 partite, facciano gli scongiuri i tifosi a casa della Nuorese, ma insomma questa partita certifica ulteriormente che a Usini è stato solo un incidente di percorso e questa squadra lotterà per un ruolo da protagonista in questo campionato di eccellenza, al pari di altre squadre come lo stesso Sorso, ma soprattutto il Muravera, costruite per recitare un ruolo di primissimo piano.
Se ne sono andati 3 minuti e mezzo circa dei 6 minuti di recupero. Con orgoglio il Bosa prova a chiudere davanti, c'è un fallo su Mulas, calcio di punizione in favore della Nuorese. Scusate, un calcio di punizione in favore del Bosa ovviamente. Sul pallone Ruggiu, Mucchio a centro area e non potrebbe essere altrimenti. Ruggiu prova la conclusione, coraggiosa ma anche forse un po' troppo pretenziosa, palla che finisce sul fondo. E se Mercedes adesso è lui a non avere fretta a riprendere il gioco. Lancio lungo, Ruggiu di testa, quindi Kiwobo ad anticipare Pinna. Intervento di Galeadis, doppio colpo di testa con il Bosa che però tiene il pallone in campo. Lazzarini prova a lanciare il contropiede della Nuorese, il centravanti argentino, lo segue Muriel. Lazzarini fa tutto da solo e alla fine arriva una segnalazione di fuorigioco a carico di Muriel. Calcio di punizione in favore del Bosa. 10 secondi e entriamo nell'ultimo minuto di gioco di questa sfida del Campo Italia. Qui Lazzarini è efficace nel tenere a bada Ledda, concedendo la sola rimessa laterale. Va a Pischedda a Balafayet, Rolandone ha spazio per impostare Rolandone, va via a 2 avversari, anche a un terzo e poi anche a un quarto, e arriva un brutto fallo da parte di Pischedda e arriva la munizione per il numero 18 del Bosa. Un po' di accademia da parte di Rolandone che fa valere le sue lunghe leve, ha saltato 4 avversari prima di essere messo giù. Altra prestazione positiva del numero 8 che fino a questo momento in campionato non ha saltato nemmeno un minuto, lo farà però domenica prossima in quel di Tonara, perché è arrivata la quinta munizione che fa scattare in automatico la squalifica. Ci avviciniamo ormai ai minuti finali di questa partita, ci avviciniamo al triplice fischio finale di questa sfida con Kiwobo che lancia a lungo e arriva il triplice fischio finale con la Nuorese che batte il Bosa e spugna il Campo Italia per 4-2. Nuorese che nelle poche sfide recenti con il Bosa ha dimostrato di avere un po' il vizio della goleada, il 6-1, il 4-0 che vi abbiamo raccontato. Oggi un 4-2 che però al di là di sottolineare i meriti della Nuorese, bisogna dare onore al Bosa che ha giocato un'ottima partita, soprattutto nel primo tempo, e nella parte iniziale del primo tempo ha messo sotto la squadra di Fraschetti mostrando buone qualità. Ha accusato il colpo nel secondo tempo dell'avvio super della Nuorese che ha portato al doppio vantaggio e non è più riuscita a riprendere le redini dell'incontro. Comunque una prestazione che conforta quella della squadra del duo Masala Carboni. La Nuorese prosegue il suo viaggio nelle parti alte della classifica, 15 punti in classifica, 15 punti in 6 gare, e direi che al di là dell'umiltà e del volare basso che viene predicata dalla dirigenza, questa squadra ha un po' gettato la maschera e giocherà un ruolo di primissimo piano. Da Francesco Tuffu e da Alberto Tosini è tutto, amici di Directa Sport e di TCS, ci sentiamo per i prossimi eventi. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali. Calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.